che era vecchio. E Pidea, eppure gli era un santo uomo. Sarà per questo che l'è morta prima. Io invece vivrà come Matusalemme. Beh, ormai che vai, mi e ti stanotte dormirei in garage. E tu le di solito? Partì? Certo, però guarda che sa fare affari del vigole. Perché? Perché ti ha fatto andare via. Qui che resti qua 2 settimane. E ti capita qui che resta qua solo una notte. E raga, che ho detto? E anche appena mi assicura che i tedeschi arrivano domani, stamattina, e a mandare il fax da Monaco. E sta città, cara mia, è in capo al mondo, mi arriva mia da Sastigna. Ciao Moni. Ciao. Oh Dino, tu fai domani hai finito di sistemare il garage? No, io finire, ma Nino, ma te che dormirò stanotte? In camera, con tuo bisnonna ma falla. Ah no, non vuoi dormire poi? No. Un sangue non mente, anche lui la pensa come me. E poi de notte la ronsega sempre, la cammina sempre fa camera avanti in rio. Dai, non a te che dormirò mia allora stanotte. E a se me pensava, quanti stanotte ancora tante robe e poi capitare? Curi che intanto non altri beni a mangiare. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi poi che brillano, lo vedo mille lucciole, venirmi con queste bene a te. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va. Le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole, venirmi contro e sedere insieme a te. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va il twist. Guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, va il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore.
far bella figura con i clienti, proprio loro, che quando chi viene qua va meglio nudi anche in Cesare. Arremengo anche i turisti. Spallori, non potrò più muovermi di casa. Ma ascolta Ida, è necessario ogni estate sacrificarsi tanto pallori. Non è più i piccoli da levare e neanche da farvi la casa. La paga di tuo marito è abbastanza buona. Basteria solo che avere un fiato, manco le man sbusate. Scusate, ma se più economica da me non è neanche una formica. E poi l'idea di fitarla è stata di gusto, anche se dopo i farighe mi aspetta sempre a me. Passi parlare parea, che se gode e senza merito la pensione di guerra di suo marito. Senza merito? E me porro Arturo l'ha sacrificata tutta la sua giovinezza sulle armi. Prima io andai in Africa, poi in Sicilia e subito dopo il Rebalton i tedeschi lo chiamavano a Bologna e lo portai in Germania. E cosa che dicevi? Senza merito? Lei non me l'ha combattuto. In cambio, lei è che si gode dei suoi farighe. E dico che ti ho dato più bei anni della mia vita. Da quel che mi risulta a me, non mi pare che sia sposata dove era con lui. Qualcosa era sempre quel mondo che combatteva, altro che te ha sempre dormito sotto letto. E a la vera, solo che in televisione, cara mia, ancora nessuno te da niente per niente. Ah beh, in questo caso non diria che è proprio così. Allora, femmine, eccomi qua. E l'ho messa a mano. Sì, e sono passata anche in cimitero e ho visto che sarebbe da sistemare la tomba di tuo padre. Adesso, con sto caldo, e sempre quando che sarà più fresco, ci avrò manco impegni. Anche l'anno passato hai detto la stessa roba. E poi ho dovuto chiamare un buon e pagarlo. Ma nel frattempo mamma ti arriva la pensione del tuo padre. E con quei schei avevo fargli anche un monumento. E nel cuore Arturo non ha più bisogno di tante cerimonie. Che Dio che salvi l'anima e che riposi in pace. Perché l'altro trovare a pace perché qua poi